A mamma, l'angelo da casa. A domenica mattina, quando iva ad un mamma, che sta creatura 80 anni, gli faceva compagnia e ci metteva a cantare. Ma aspettava picchiarella, mentre stava a cucinare. Si affacciava sul balcone per mi vedere arrivare. Ma accoglieva con allerezza e fuori la porta si metteva a cantare. Sempre dolce, si aspettava, ma io pazienza le diceva «Sta chiuso pasticcino per uno sciopero, mamma!» abbracciandola forte, avesse creduto, ma. E se Botta rispondeva, diamma me, non pazzià, o cartoccia tu le mise, che io non poco dolce, o voglio mo prima mangiare. Corre, va, piglio cartoccia, che sa moscia sfogliata, se secca di babà. Mamma, che hai cucinato? Io che adoro che si sente. T'ho fatto porpettone con l'uva passa e pignolo, con un po' di tagliatelle e una franca parmigiana. Come ti piace tanto a te? Astringendole in te braccia come fosse una creatura, mille vasa arriva in faccia e alquanto diceva «E che bella picchiarella!» E che gioia in sto cuore! E che bene ti voleva! Ogni cosa di passaggio, se non cogli sto momento, non rimane proprio di niente. Mamma, mo che non ti vedo più, il pensiero mio è tranquillo, perché tu l'hai detto, e la gentile. Sto con Dio, bella mamma.